settimana scorsa e quando tocca a me scrivere la lista devo anche presentare. Devo essere sincera, mi sento l'ultima persona sulla faccia della terra che oggi potrebbe stare qui a cantare o a parlare, perché sono in una fase di deserto profondo. Però ho detto, dico un messaggio, qualcosa, o sono sincera con la mia famiglia, voi siete la mia chiesa, abbiamo sempre detto che questa è una locanda, che è un ospedale, e quindi ho deciso di essere sincera con voi e dirvi il mio stato d'animo, anche perché ho pensato che magari tante altre persone possono passare la mia stessa situazione e che può dare conforto dire non sei solo, ci sono anch'io. E chi invece sta passando una fase felice può intercedere per noi con la preghiera. Ho deciso di stare qui perché l'ubbidienza vale più del sacrificio, quindi ho detto io sto qui e faccio quello che il Signore mi ha chiamato a fare e passerò questa fase di deserto. E voglio leggervi una cosa che ha condiviso Sefora, che a me è stata molto utile. Si parlava di Giobbe, e un attimo solo, che lei chiama inverno, che sarebbe la stessa cosa praticamente del deserto. A volte mi sento come il mandorlo del mio giardino, spoglio e disadorno. Ha forse commesso un errore, il mandorlo, dico. È forse il risultato dei suoi peccati? Ha mancato il bersaglio della sua vocazione? È una punizione divina? Sta pagando la conseguenza dei suoi errori? No, è semplicemente inverno, mi dico. La stagione degli alberi spogli e privi di ogni colore. La stagione del freddo che insiste e dalla quale ogni creatura cerca di difendersi. È inverno e non è colpa tua se lo è. Non è nemmeno una mancanza di cura del tuo Dio. Se sei nel freddo e nel gelo non è colpa tua, mi ripeto, è soltanto cronobiologia. È il ritmo naturale della terra e del cielo, della carne e dello spirito, della gioia e del dolore, del deserto e della terra promessa, della passione e della resurrezione. Non demonizzare mai l'inverno, non farlo, attraversalo piuttosto, perché è soltanto una stagione, una giuntura, un passaggio. La vita stessa è un passaggio, dalla vita di qui ed ora alla vita per sempre e per davvero. Vivi ogni stagione nella calma e nella certezza che ogni cosa lavora per il tuo bene, con o senza la tua fiducia. Per questo puoi avere fiducia. I canti che ho scelto questa mattina parlano della grandezza di Dio, della sua benignità, e nonostante magari c'è un periodo in cui possiamo non sentirlo, non vedere la sua opera, lui è degno comunque di ricevere la nostra lode, perché è morto per noi. E anche se in questo momento quello che noi possiamo dargli è solo un alleluia, per lui è più che sufficiente. Lodiamo il Signore. Tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Grande in potenza tu sei, ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande,
al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Grazie Signore. Alleluia. Yeah. Grazie Signore. Alleluia a te, Signore. Alleluia a te, Tu sei il Signore. nostro Dio tutti i giorni, Signore. Amen. Alleluia. Noi cambiamo, ma tu non Gesù. cambi. Questa è una certezza che abbiamo, Signore. Anche questa mattina sei Alleluia. accanto a noi, sei in mezzo a noi, Signore. Amen. Che possiamo innalzarti, lodarti, che possiamo metterci nello stato d'animo, Signore, veramente, di pensare alle cose che tu ci hai donato, Signore. E per questo noi ti siamo grati. Signore, questa mattina veramente vogliamo gioire della tua grazia, Signore. E vogliamo essere grazi agli uni per gli altri. Fa veramente che possiamo innalzarti questa mattina, benedirti, Signore, con tutto il nostro cuore, che possiamo concentrarci su di te, tutti insieme, come una sola voce, Signore. Benedici questo tempo che trascorriamo insieme, Signore, ciascuno di noi con i nostri pensieri, con i nostri pesi, ma con la certezza che tu ci sei sempre, sei vicino a noi. Grazie, grazie, oh Padre, per Gesù. Amen. Grazie, Signore. Gloria a Gesù. Grazie, Spirito Santo. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
tuo amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gloria a Gesù. Alleluia, gloria a Gesù. Quanti possono dire degno è l'agnello di Dio? Alleluia. Quanti siete qui questa mattina per lodare il Signore? Alleluia, ma mi sembrava un po' spenta la Chiesa. Vogliamo cantare di più? Vogliamo lodare il Signore? Amen. Questa è la prima domenica dell'anno nuovo. E quindi siamo qui per benedire e ringraziare il Signore. Stamattina voglio dirvi quanti siete vivi? Perché ci sono a volte anche morti in chiesa, seduti, stanno lì che non sanno. Ma quanti siete vivi per lodare e benedire il Signore? Sapete che la lode che noi possiamo dare non è paragonabile neanche alla lode degli angeli. Perché noi possiamo dire degno è l'agnello di Dio. E i santi dicono degno, degno è l'agnello, perché hanno riconosciuto che Gesù è venuto su questo monte e ha portato e ha salvato l'umanità. Ma noi che siamo stati salvati dobbiamo gridare ancora più forte, degno, degno è l'agnello di Dio, amen, perché mi ha salvato, mi ha riscattato, amen. Quindi questa mattina, se non hai almeno un ringraziamento per il Signore, per quello che ha fatto nell'anno scorso, inizia a ringraziare per quello che farà quest'anno. In fede, Dio ti benedirà. Vi ricordate l'ultimo dell'anno il Signore cosa ci ha detto? Io sarò con te, io ti benedirò, amen. Quindi lodiamo il Signore, concentrati nella lode, perché Egli è degno di ricevere la lode da ognuno di noi, amen, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Gesù, alleluia, che bello questo inno, oh alleluia. Ciò che ho è un alleluia, alleluia.
che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh, alleluia, te, Signore. Non permettere che le circostanze, le situazioni difficili, le avversità possano soffocare la lode che è dovuto a Dio questa mattina. Dì all'anima tua, anima mia, benedici l'Eterno. Alleluia. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Gloria a Dio. Lodalo con tutto il tuo cuore, sarà un insetticida per il nemico. C'è dinamite nella lode, c'è liberazione nella lode, alleluia. Egli dimora nella lode dei suoi figli, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, Perché alleluia. dimora un leone, Alzati e lodalo. oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone, alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto,
perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh, alleluia a te, Signore. Questa mattina voglio parlarvi in modo particolare, e spero con tutto il cuore che lo Spirito Santo mi guidi in maniera particolare, perché la parola che ho ricevuto dal Signore è in modo particolare è per la nostra Chiesa, per la comunità che il Signore mi ha dato da servire. E quindi ovviamente non c'è nulla di nuovo, non è che predichiamo cose nuove, anzi guai se qualcuno predica qualcosa che non è scritturale, siamo rovinati. No, però noi abbiamo bisogno di una guida spirituale, siete d'accordo? Abbiamo bisogno di una visione. Quest'anno c'è bisogno che Dio ci dia una guida per quest'anno, perché ogni anno ha i suoi tempi, le sue situazioni, però quest'anno noi abbiamo bisogno. Io ho detto, Signore, sono stato diverse ore in preghiera, sono stato giorni in preghiera a dire, Signore, senza visione la Chiesa dove va? Noi abbiamo bisogno di ricevere una parola da te, una guida, perché se tu non sei con noi, dove andiamo noi, Signore? Non è il numero dei membri di Chiesa, non è il numero, è la presenza di Dio in mezzo a noi. Però dobbiamo saper ascoltare. Vi ricordate come finiscono le lettere all'Apocalisse di Giovanni? Chi ha orecchio ode ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Quindi lo Spirito parla ancora oggi alla Chiesa, e guai se non lo facesse, siete d'accordo oppure no? Guai, ecco perché quando noi ci troviamo dietro a un pulpito a predicare dobbiamo stare alla presenza di Dio, dobbiamo pregare, non dobbiamo condividere quello che noi conosciamo, quello che sappiamo, dice va bene, io oramai sono tanti anni nella fede, conosco, posso trattare questo argomento. No! Cosa Dio vuole dirmi questa mattina? Perché il cibo che scendeva, la manna che scendeva dal cielo, era una manna che serviva ogni giorno. Se tu la conservava, putriva. Quindi questa mattina il Signore ha un cibo per te. Lui ha preparato un cibo per te e per me. E noi dobbiamo ringraziare il Signore. Solo che il problema è se questo cibo lo mangiamo. Perché possiamo anche averlo, ce lo danno, ma non lo mangiamo. E a cosa serve? Cosa è servito a chi l'ha preparato? Questa mattina ci sono dei cibi succulenti, perché quando andiamo alla parola di Dio, la parola di Dio è quello che sfama l'anima. E l'anima è più importante di ogni altra cosa. Ok, Genesi 29, leggeremo per questione di tempo, dopo ci accosteremo alla Santa Cena. Primo giorno dell'anno, la prima domenica dell'anno, ho voluto che si iniziasse proprio con la Santa Cena, ma anche in conseguenza al messaggio che Dio ha messo nel mio cuore, lo Spirito Santo. Quindi leggeremo dal versetto 18, abbiamo parlato nelle scorse settimane di Abramo, di Isacco, vi ricordate? Abramo, Isacco, questa mattina parleremo di Giacobbe, o come dicono a Firenze, Giacobbe. Così dice dal versetto 18, leggeremo fino al versetto 30. Alleluia, beato chi legge, beato chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Perciò Giacobbe amava Rachele e disse a Labano,
ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minora. Labano rispose, meglio che le dia a te piuttosto di darla, che darla a un altro uomo. Rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Poi Giacobbe disse a Labano, dammi mia moglie, poiché il mio tempo è compiuto, e lascia che mi accosti a lei. Sapete ragazzi, giovani, 7 anni non si sono mai toccati. 7 anni mai toccati. Hanno rispettato 7 anni, ok? Allora Labano adunò tutti gli uomini del luogo e fece un convito, ma quando fu sera egli prese sua moglie Lea e la condusse a Giacobbe, che entrò da lei. Labano diede inoltre alla sua serva Zilpa per serva a lei, sua figlia. L'indomani mattina ecco che era Lea. Allora Giacobbe disse a Labano, cosa mi hai fatto? Non è forse per Rachele che ti ho servito? Perché dunque mi hai ingannato? L'ingannatore che viene ingannato. Il truffatore che viene truffato. Disse un ladro a Napoli, sapete che io sono napoletano e sono fiero di esserlo, ma come il ladro viene a rubare a casa mia che sono un ladro? Eh sì, perché quello che tu avrai seminato, quello raccoglierai. È così. Diceva mio padre, la vita è una ruota, prima o dopo arriva. Labano rispose, non si usa così nel nostro paese, dare ciò che è la minore prima della maggiore. Dare cioè la minore prima della maggiore. Finisce la settimana di questa e ti daremo anche un'altra per il servizio che presterai da me per altri 7 anni. Allora Giacobbe fece così e finì la settimana di Lea, poi Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Inoltre Labano diede anche la serva Bilca per serva a Rachele, sua figlia. E Giacobbe entrò pure da Rachele e la amò Rachele più di Lea e servì da Labano altri 7 anni. Gloria a Dio! Questa mattina voglio farvi alcune domande per entrare nel messaggio della predicazione. Io ho dato un titolo alla predicazione. Ve lo ricordate il titolo? Chi ha visto sopra WhatsApp? Perché io mando alla Mariana e Mariana poi lo mette su. Qual era il titolo? Perché lo fai? Perché lo fai? Perché Giacobbe ha servito 14 anni suo suocero per Rachele? Perché? Perché? 14 anni per Rachele. Te lo posso dire io? Ma penso che siete tutti quanti d'accordo con me. Perché amava Rachele. Perché amava Rachele. Che cosa ti fa andare avanti nella tua vita malgrado tutto? Che cos'è che ti fa andare avanti nella vita malgrado tutto? Ascolta, che cos'è che ti fa andare avanti nel tuo matrimonio? Che cos'è che ti fa andare avanti nel tuo lavoro? Che cos'è che ti fa andare avanti nella famiglia nativa tua? C'è sempre qualcosa che non ti permette di mollare. Quante volte avresti dovuto dire, io a questo uomo lo lascio, a questa donna la lascio, me ne vado. Però c'è sempre qualcosa che ti tiene legato. E quel qualcosa, guarda caso, c'è sempre all'interno di quel qualcosa la parola amore. C'è chi dice, io per amore dei miei figli non ho lasciato mio marito, non ho lasciato mia moglie, per amore dei miei figli. Qualcuno dice, per amore di mio papà
non ho litigato con mia madre, non per amore che ho per mia madre, non ho litigato per amore, quindi c'è qualcosa che ti tiene sempre fermo, ma questo è alla base l'amore, perché l'amore vince, perché l'amore è più forte della morte, dice l'Ecclesiaste. L'amore. 7 anni servì suo suocero. Io vorrei vedere quanti l'avrebbero fatto. Quanti? Già servire 7 anni sarebbe una cosa, però l'ha fatto. Ed era talmente questo amore che lui, se noi leggiamo i versetti precedenti, noi vediamo che lui, quando la vide a Rachele, alzò la voce e pianse. Vide Rachele che veniva. Rachele era una pastora di pecore, stava andando a dare da bere alle pecore. Lui, come la vide, alzò la voce e pianse. E poi andò da suo suocero e gli disse: io vorrei, che cosa posso fare? E allora lui gli disse che doveva lavorare 7 anni. E la ingannò. Ora, se mi dite a me come ha fatto a ingannarlo, non ve lo so dire. Se mi dite come ha fatto a non accorgersi che non era Rachele, ma era, non ve lo so dire. Forse molto probabilmente, come fanno le donne musulmane col burqa, è entrato, era tutta chiusa, non si vedeva niente, non l'ha vista, o era ubriaco. Questo no, siccome che non abbiamo, non ve lo so dire. Fatto sta che si sveglia la mattina e se ne accorge che non è Rachele, ma è l'altra. Provate a immaginare. Cosa mi hai fatto? E allora lui gli dice: perché non è il nostro costume, perché il nostro costume non si può sposare la seconda. Se l'avessero detto anche a voi, vero? Viorica, Dan, diciamo, guarda, prima si sposa, poi voi potete aspettarvi, voi due dovete aspettare, prima si doveva sposare prima voi e poi le altre, voi, dove è tuo marito? Non c'è al lavoro? Ok, dopo, figurati. No, a Samuele ancora peggio. Samuele è stato uno dei primi che si è sposato, no? Quindi, però la cosa è questa, la domanda è questa: che cosa tenne Gesù sulla croce? Che cos'era che lo fece rimanere lì sulla croce? Quello che vi sto dicendo, io me lo sono sognato, cioè lo Spirito Santo durante la notte mi faceva questa predica e io mi sono preso appunti. Quindi quello che voi vedete sono appunti che lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore. Perché passano gli anni sulla nostra vita e man mano noi ci raffreddiamo, perdiamo il nostro primo amore. Una chiesa che è stata ripresa, una chiesa che camminava bene. Io ho questo contro di te. Prima elenca le cose buone e poi dice: ma io ho questo contro di te, che tu hai perso il tuo primo amore. Vi ricordate quando vi siete convertiti? Vi ricordate lo zelo? Vi ricordate a tutti gli incontri, i culti, le presenze? Poi pian piano inizia a sentire, Che cosa tenne Gesù sulla croce? Perché Dio Padre ha mandato suo figlio, unigenito figlio, a morire di una morte atroce sulla croce? Perché lo ha fatto? Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio. L'ha fatto per amore. Che cos'è che animava San Paolo, l'Apostolo Paolo, a non abbandonare il mandato che Dio gli aveva dato? Che cos'era che lo fece rimanere saldo nella chiamata che Dio gli ha dato? Leggiamo 2 Corinzi, capitolo 11, dal 22 al 27. Voglio farvi leggere qualcosa che dice l'Apostolo Paolo. Quando parla, che dice: sono essi di Cristo, lo sono anch'io. E che cosa elenca? Non elenca le cose che Dio si è usato di lui potentemente, ma elenca questo: sono essi ebrei, lo sono anch'io; sono essi israeliti, lo sono anch'io; sono essi progenie di Abramo, lo sono anch'io. E successivo?
Sono essi ministro di Cristo? Parlo da stolto. Io lo sono più di loro, nelle fatiche, molte di più, nelle battiture, grandemente di più, molto di più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. Poi 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto un naufragio, ho trascorso un giorno e una notte nell'abisso. Alleluia! Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericolo di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli tra i falsi fratelli. Alleluia! Fino al 28. Nella fatica, nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Ancora il 28. Ok. Che cos'è che teneva legato l'Apostolo Paolo dopo aver vissuto tutte queste cose? Che cos'è che lo teneva ancora in piedi e saldo nelle vie del Signore? Che cos'era? Il versetto 11 dello stesso capitolo dice: perché forse non vi amo? Perché forse io non vi amo? Ascolta bene quello che il Signore mi ha detto e quello che voglio dirti quest'anno. Se tu non ami il Signore, non prenderti nessun compito nella Chiesa. Non prenderti nessun impegno nella Chiesa, qualsiasi esso sia, che canti, che suoni, che fai all'interno della Chiesa. Se tu non ami il Signore, non prenderti un compito. Sai perché? Perché quest'anno i problemi saranno il triplo. Non pensare che non andrai incontro a problemi. Problemi ce ne saranno. Ma se tu ami il Signore, se tu lo servi, se la tua vita appartiene al Signore, allora tu potrai dire: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Chi potrà separarmi dall'amore di Cristo? Qui in questa chiesa non si vendono cioccolatine, caramelle e si fanno predicazioni che piacciono alle gente. Qui predichiamo la parola di Dio e la parola di Dio è vivente. Non vogliamo ingannare nessuno. Gesù ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo perché io ho vinto il mondo. Tu avrai problemi nella Chiesa, tu avrai problemi con i fratelli, tu avrai problemi con chi ti sta vicino, avrai problemi con chi canta con te, avrai problemi con chi sta sopra quel mixer, avrai problemi, tu avrai problemi, ce ne saranno ancora. Ma chi ti fa stare in Chiesa? Chi ti fa stare in Chiesa? Chi mi ha tenuto per tutti questi anni nel ministero? Chi me lo ha fatto fare? Chi me lo fa fare? È l'amore che io ho per il Signore. Io amo Dio e voglio servirlo, costi quel che costi, non mi importa. Ma sto imparando ad amare anche il fratello e la sorella. Perché se io non amo il fratello, non amo la sorella, è impossibile amare Dio. Lo dice la sua parola. Perché se tu non ami il tuo fratello che vedi, come puoi amare me che non mi vedi? Mi state seguendo? L'amore, l'Apostolo Pietro ci dice, ascoltate, l'Apostolo Pietro dice in 1 Pietro capitolo 4 versetto 8, 1 Pietro 4, 8, lo stai mettendo su, Giulia? Avendo prima di tutto, cioè voglio che sottolineiamo questo, avendo prima di tutto, prima dei tuoi impegni, prima dei tuoi compiti, prima del tuo ministero, prima della tua chiamata, prima di quello che fai per l'opera del Signore, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri. Perché? Perché
Perché l'amore copera moltitudine di peccati. Ora ditemi una cosa, perché a me mi ha fatto dormire questo messaggio qua. Mi sono alzato e andavo avanti e indietro in camera. Ho detto, ma com'è possibile che non ho mai notato questo passo? Com'è possibile, Signore? Non avevo mai, come dire, non mi ero mai soffermato su una parola che è là in mezzo lì. Ascoltate, quando siamo stati salvati, che cosa ha fatto Gesù per noi? Con il suo sangue ci ha lavati. E i nostri peccati sono stati liberati. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Ok? Qui non parla di lavaggio di peccato, qui parla di copertura. Qui sta parlando, lo puoi rimettere Giulia per favore? Coprirà una moltitudine di peccati. Che cosa ci sta dicendo l'Apostolo Pietro? L'Apostolo Pietro sta dando un insegnamento alla Chiesa per dire, ed è lo stesso termine, la stessa parola che io ho trovato su questo coprire o copertura, è la stessa cosa che hanno fatto i figli di Noè. Lo stesso termine. I figli di Noè hanno visto suo padre che era nudo. Vi ricordate? Com'era suo padre? Era nudo. Sapete cosa hanno fatto i figli? Hanno coperto. E per non guardarlo camminavano così, per coprire la nudità di suo padre. Dio ti ha chiamato a coprire le mancanze di qualcuno di noi e a pregare. E la moltitudine, dice qui la parola di Dio, è bellissimo, l'amore coprirà una moltitudine di peccati, perché se voi pensate che dentro a questa chiesa non ci siano peccatori, siamo rovinati. Nessuno è più santo di un altro. Qua siamo tutti sulla stessa barca. Poi ci sono certe chiese che si sentono più santi. Lo so, quelli... Infatti io gli dico, guarda, quelli che sono di scarto, che non li vuoi, mandamela a me. Non ti preoccupare, mandamela a me. Ma sai, quello è indemoniato, quello... Manda a me, non ti preoccupare, mandala a me. Mandali tutti quanti a me. La Chiesa è fatta per i peccatori, salvati per grazia. Genesi 9:23 dice, ma Sem e Jafet presero un mantello, lo misero sulle loro spalle e camminavano all'indietro, coprirono la nudità del loro padre e siccome avevano le loro facce rivolte alla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Ritorno alla domanda. E me lo sono chiesto. Qui la scrittura abbiamo letto in Genesi che passarono 7 anni e abbiamo letto che volarono quei 7 anni. Non se ne accorse nemmeno Giacobbe. Volarono 7 anni. Perché quando tu fai una cosa con amore, quando facciamo qualcosa perché amiamo, non ce ne accorgiamo neppure. Siete d'accordo con me? Qualcuno aveva un lavoro, no? Che gli piaceva fare quel lavoro, andava volentieri al lavoro. Sono pochi, ma andavano volentieri al lavoro, perché gli piaceva il lavoro che facevano. Non era pesante e la giornata passava velocemente. Quando qualcosa ti è pesante, non passa mai. Quando tu stai dando un servizio per il Signore, ma lo stai dando senza amore, quel servizio ti peserà, ti costerà. E non lo fai con amore. Quindi hai voglia se il pastore ti impegna e ti dice oh, gli anziani vedono in mezzo a noi dei giovani che potrebbero fare questo. Sì, va bene, lo farò, però poi manca l'amore per quel servizio. Quanti sono stati fidanzati qui? Alzate le mani quelli che sono stati fidanzati. All'inizio del tuo fidanzamento, ti ricordi quello che facevi per il tuo amoroso, per la tua amorosa?
Te lo ricordi? Facevi chilometri. Se lei ti chiamava la sera, parlo per me, lei, quindi lui, e diceva guarda, mi sono liberato, non dovevi vederti, ma tu eri già in pigiama. Wow! La volevi vedere. Io dico sempre, quegli anni là sono proprio gli anni che sei fuori di testa. Sei fuori di testa. Gesù riprende una chiesa, perché è Gesù che scrive, e dice tu hai perso il tuo primo amore. Io ti voglio come prima. E sapete cosa dice? Perché è bellissimo. Prendetele per favore, Apocalisse, capitolo 2, 4 e 5. Alla chiesa di Efeso. La chiesa di Efeso era una chiesa benedetta. Era una chiesa prosperosa, era una chiesa che ha benedetto finanziariamente, economicamente le altre chiese. L'Apostolo Paolo ha fondato quella comunità, quella chiesa. Vi ricordate cosa è successo quando l'Apostolo Paolo si è trovato ad Efeso? Pazzesco. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti e fai le opere. Dio ti ha salvato e mi ha salvato affinché noi compissimo le opere che Lui precedentemente ha preparato per noi. Dio ha preparato un'opera per te nella tua vita. Dio ti ha salvato perché tu possa essere al centro della sua volontà e possa servirlo per l'opera che Dio ha stabilito per te. Dio ti ha messo dentro alla sua chiesa. Tu sei una pietra. Sei una pietra. E Dio ti sta lavorando e ha lavorato perché il tuo posto non lo può prendere nessuno. Tu sei tu e devi entrare tu in quel posto lì. Venerdì sono andato con un fratello a Verona e ho visto come si chiama? Il teatro, l'Arena. Sono andato fuori e ho visto enormi ed erano infilati là. Erano tutti là, messi giusti, erano quelli. Quanto lavoro per farlo inserire là dentro e quanto lavoro Dio sta facendo con te e con me, perché dobbiamo essere inseriti nel piano che Dio ha preparato per noi. E quanto dolore c'è se quelle pietre potessero parlare, perché e lo deve addrizzare, deve farlo, perché poi prende il posto. Dio ti ha stabilito per prendere un posto. Ma tu non potrai mai fare nulla e non potrai servire il Signore se non lo ami. Ho voluto prendere questo esempio di Giacobbe, perché raramente una persona potrebbe servire 14 anni per una donna. Ma che mi importa? Me ne prendo, ma cosa mi importa? No, lui amava Rachele. Stamattina la mia domanda è, ma perché lo fai? Per liberarti la coscienza? Per appagarti la coscienza? Perché vieni in chiesa? Questo non è un rimprovero, è la predicazione che Dio mi ha dato. E io per questo nuovo anno voglio dirti che problemi ne affronteremo ancora. Situazioni difficili le vivremo ancora. Magari qualcuno quest'anno che l'anno scorso non l'ha fatto, te lo farà quest'anno. Non voglio essere un profeta di sventure, ma ti calpesterà i piedi. Magari ti darà... E allora la prima cosa che tu pensi di fare, me ne vado. Vado via. Ami l'opera di Dio? Ami la Chiesa? Ami il Signore? Un giorno un uomo andò dal Signore, era un dottore della legge. Era uno che insegnava la legge. Luca capitolo 10, versetto 25 al 28. Lui insegnava la legge, era un dottore della legge. Andò da Gesù e gli disse, allora ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse, maestro,
che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli gli disse, che cosa sta scritto nella legge, cioè nella Torah? Perché non mi piace dire legge, perché legge, ma dice, cosa è scritto nella Torah? Come leggi? Verso successivo. E quelli rispondendo disse, ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Quando hai fatto questo non hai neanche il tempo per te stesso. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Che cosa chiede da te il Signore? Che cosa chiede a me il Signore? Ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso e il prossimo tuo come te stesso. Quando più la fratellanza. La parola di Dio dice che i fratelli è gente onorata, degna di essere amata, stimata, apprezzata. Fratelli, quando sono venuto io su nel nord Italia, 40 anni fa, quando sono andato a lavorare mi prendevano in giro perché mi chiamavano Terrone. Ciao Terrone, vieni qua. Terrone, prendi qua, prendi. Ed era una cosa che mi faceva star male. Non avevo la mia famiglia, non avevo nessuno. L'unica famiglia che io avevo, sapete qual era? La Chiesa. Quando andavo in chiesa, i fratelli mi abbracciavano. E i fratelli mi dicevano, di cosa hai bisogno? La mia famiglia, Carlo, Lidia, era la mia famiglia, che erano qui, Filippo, mia famiglia, ma avevo soltanto situazioni terribili. Una volta lavoravo in una ditta, che ero anche abbastanza bravo nel mio lavoro, grazie a Dio lo sono sempre stato. Ma perché il datore di lavoro ce l'aveva con i meridionali, mi mise, io tagliavo le borse, tagliavo pelle. Lui girò il banco e mi mise a faccia a muro. Io dovevo guardare il muro, tagliare con la faccia al muro. Non potevo guardare gli altri. Dovevo stare con la faccia al muro. Andavo a casa, mia moglie per testimone, piangevo. Ma non vedevo l'ora di andare nella mia famiglia, in chiesa, dove i fratelli mi volevano bene, dove nella chiesa del Signore non c'è né quello che è brasiliano, né quello che è quell'altro, di ogni lingua, di ogni nazione, di ogni colore di pelle. Noi abbiamo il sangue di Gesù nella nostra vita e siamo fratelli in Cristo. E non vedevo l'ora. La famiglia del Signore. Ma cosa sta facendo il nemico? Sta lavorando all'interno delle chiese e sta mettendo uno contro l'altro. E che cosa succede? Che il compito che hai ricevuto te ne vai, non lo vuoi fare più, ritardi, non vieni perché quello ha detto, perché quello ha fatto, perché quell'altro mi ha detto, perché quello ha detto così. Se tu ami il Signore, guarda Gesù, autore e compitore della tua fede. L'Apostolo Paolo dice, dimenticando le cose che stanno addietro, io mi pretendo in avanti. E sapete cosa si stava dimenticando Paolo? Si stava dimenticando i fratelli, quelli che l'avevano abbandonato, i falsi fratelli. Lui dice, tutti mi hanno abbandonato, ma uno solo non mi ha mai abbandonato, è il Signore. Se tu vuoi servire il Signore in questa chiesa, se tu vuoi avere un compito in questa chiesa, voglio dirti una cosa, noi quest'anno abbiamo bisogno ancora di più di quelli che erano impegnati l'anno scorso. Abbiamo bisogno di cantanti, vero Silvia? Abbiamo bisogno di musicisti, abbiamo bisogno di ministeri,
Abbiamo bisogno di insegnanti di scuole domenicali. Abbiamo bisogno in questa chiesa. Non preoccuparti se tu non sei capace, perché Dio sceglie le cose che non sono per svergognare quello che sono. E per la grazia di Dio abbiamo dei fratelli, per la grazia di Dio, che possiamo aiutarvi a crescere nelle vie del Signore, a sviluppare i vostri doni, perché abbiamo una certa età. Fra poco noi dobbiamo, piano piano, e c'è bisogno di altri che prendono lo scettro e corrono, vanno avanti per portare l'opera di Dio in mano in questa chiesa. Ma voglio dirti questo: se tu non ami il Signore, non prenderti un compito, perché non ti servirà a nulla. Se tu ami il Signore, sei pronto a passare oltre. Tu vai oltre la situazione, tu vai oltre le circostanze, perché poi sarà il Signore. Sarà il Signore a fare le cose come le deve fare. Sai perché? Perché la Chiesa non è di Gianni Palma. Il pastore, che noi usupriamo questo titolo, il vero pastore qui dentro qua, è Gesù Cristo. Lui è il sommo pastore. E se io sbaglio, il Signore sa come riprendermi. Lui è potente da mettermi da parte. In un attimo solo, se soffia leggermente sulla mia vita, non mi vedete più. Questo vale per me, vale per tutti. Però questa mattina io voglio darti un messaggio per questo anno. Se ci sono state delle cose che hanno fermato la tua vita, delle cose che magari mi stanno ascoltando anche in internet, e io so che ci sono stati dei talenti, perché mi telefono, dei doni meravigliosi che per causa di qualcuno hanno soffocato quel ministero, quella chiamata, quel compito. Voglio dirti questo questa mattina, guardando Gesù, autore e compitore della nostra fede. In 24 anni di ministero, quest'anno 24 di ministero, ne ho avute tante, ne ho subite tante, ma per la grazia di Dio sono ancora qui e sono ancora pronto. E quando il Signore mi ha dato questo messaggio, la domanda era: Gianni, perché mi servi? Era a me! Perché mi servi? Qual è il tuo scopo? Essere onorato dalla Chiesa? E se non lo fanno? Ricordati che un giorno sentirai la mia voce che ti dirà: vieni avanti, fedele servitore, perché sei stato fedele in quello che ti ho chiamato a fare. Quest'anno molto probabilmente, forse, io non te lo auguro, ma forse qualcuno vuole mettere come si dice, il bastone tra le ruote, no? Si dice così. Cerca di farti cadere, cerca di spingerti, cerca in qualche modo per fermare, perché lo sappiamo, più anni andiamo avanti, il Signore sta per tornare. Non mi dite quando, perché nessuna data, non sappiamo, ma i segni sono vicini. Però guarda Gesù, e se ti eri raffreddato, ravvediti e vedi da dove sei caduto, vedi qual è stato quell'intoppo e guarda Gesù. E questa mattina io potrei dirvi, come ho detto in tante prediche mie, quanti vogliono impegnarsi per l'opera del Signore, quanti vogliono, allora ho visto anche persone venire avanti, piangere. Io non ti dico proprio niente, non voglio chiamarti all'appello e non voglio dirti niente, perché sarà lo Spirito Santo a parlare alla tua vita. Però sappi questo, che è la verità, non lo dico io, lo dice la Scrittura, che dice che negli ultimi giorni chi è santo si santifica sempre di più e chi è impuro diventerà sempre più impuro. Io voglio santificarmi sempre di più. A me non importa gli anni che conosco il Signore, non importa ma neanche il ruolo e il compito che Dio mi ha dato. Perché se il Signore mi dovesse chiamare a qualche altra parte, a qualche altra cosa, mi dovesse dire: adesso è giunto il tempo che smetti, perché ho qualcun altro, dico: gloria a Dio, Signore, dimmi cosa devo fare. Spazza il cortile tutti i lunedì mattini, vieni qua e spazio il cortile, perché devo servire il Signore. Allora, vi ho detto che abbiamo bisogno di fratelli, di sorelle, abbiamo bisogno di persone che in questo anno vogliono impegnarsi
ancora di più nel servizio per il Signore. Ma tu lo puoi fare. Dice la parola di Dio che c'era una chiesa che donava, che era una chiesa benedetta e donava, ma viene lodata, sapete perché? Perché dice prima essi si sono dati a Dio e poi hanno donato. Anche quello che noi diamo non lo facciamo per la crescita, per far ingrassare la chiesa, noi lo facciamo per l'opera di Dio. Noi abbiamo 4 missioni, vero Carlo? 4 missioni che sosteniamo. 4 missioni che sosteniamo. E per la grazia di Dio siamo stati veramente benedetti. Ce lo dicono che sosteniamo. Perché questo? Perché prima lo fai per il Signore e doni con tutto il tuo cuore, perché Dio ama un donatore allegro. Ma devo dare, sai, questa volta no. Se è per questo non farlo. Dai quello che puoi al Signore. Vi ricordate l'ultimo dell'anno? Vi ricordate che ho detto per coloro che non possono permetterselo, perché questa è la Chiesa del Signore. Non vogliamo sapere chi è, non è giusto saperlo. Mettiamo una cassetta là in fondo. Prima di iniziare, Carlo è venuto a me e mi ha detto, siamo andati oltre. Siamo andati oltre. E io questo voglio sentire. Questo voglio vedere. Io voglio vedere la Chiesa che si ama. Non la domenica con la campanella, abbracciatevi e poi... No, un amore vero, un amore genuino, non un amore finto come dice la Scrittura, un amore falso, ma un amore vero. Sapete perché? Perché è da questo che vedranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Cosa ci hanno detto della corale? Hanno detto questo. Avete qualcosa, si è visto in voi, si vede. Emanate luce e gloria a Dio. E questa mattina il messaggio che io ti porto, te lo porto direttamente da quello che ho ricevuto dal Signore. Quello vi trasmetto. Ovviamente prima per me, nella mia vita, perché mi stai servendo. Che cos'è? Sappi che quest'anno magari riceverai ancora di più, Gianni, coltellate. Magari forse ne riceverai ancora di più, di delusioni. Permettetemi di essere sincero. Me lo permettete? Sono sincero. Io ho fatto del male a qualcuno. Io ho fatto del male a qualcuno. Anche inconsapevolmente ho fatto del male. E la stessa cosa mi è successa a me. Me l'hanno fatta a me. E io ho capito quanto dolore, quanto male ho fatto a chi avevo fatto del male. Giacobbe aveva imbrogliato suo fratello, aveva imbrogliato suo padre, ha trovato uno che era più furbo di lui e ha detto ok, vuoi mia figlia? Sì, lavoro. Non gliel'ha detto dopo, guarda, prima, noi sposiamo, prima quella più giovane, no, lavoro per 7 anni, stai tranquillo, lavorami per 7 anni. E poi dopo gliel'ha detto, guarda che devi lavorare altri 7 anni. E che cosa gli stava dicendo? Che cosa gli stava dicendo sottilmente? Gli stava dicendo, se tu ami veramente Rachele, tu lavorerai ancora per altri 7 anni. Se tu ami veramente il Signore, malgrado ti hanno fatto del male, malgrado ti hanno ferito, malgrado hai avuto una delusione, tu camminerai ancora nelle vie di Dio. Perché ami Dio. Alziamoci in piedi. Adesso ci accosteremo alla Santa Cena. Si possono accostare tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo in acqua. Anzi, questa mattina voglio cogliere l'occasione. Se c'è qualcuno, ascoltate bene, anzi se ci sono più di qualcuno che vogliono battezzarsi, che vengono da me a fine culto o mi mandano un messaggio se devono scappare, dicono pastore io voglio battezzarmi, perché allora faremo che nel mese di marzo avremo i primi battesimi. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie Signore. Signore, con te siamo al sicuro. Con te siamo più che vincitori. Grazie per la tua preziosa parola, Signore. Grazie per il tuo Santo Spirito. Grazie, Signore, perché ancora una volta ci hai voluto questa mattina fare una domanda ad ognuno di noi. Metterci davanti a una realtà. Perché ti stiamo servendo?
Questa mattina, Signore, che la mia preghiera sia la preghiera e la risposta di ogni mio fratello che è qui presente e per quanti ci ascoltano. Signore, noi vogliamo servirti perché ti amiamo e perché tu ci hai amato per primo. Ci hai amati quando noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Grazie perché hai dato la tua vita per ognuno di noi. E la tua vita era una giovane vita e tu ce l'hai data affinché noi avessimo vita e vita ad esuberanza. Signore, insegnaci ancora in questo nuovo anno. Fa che possiamo ancora ricevere i tuoi doni, Signore. Che possiamo avere veramente un cuore ben disposto, un terreno fertile per ricevere la tua parola nei nostri cuori. Padre, suscita in mezzo a noi, Spirito Santo, suscita in mezzo a noi doni, ministeri. Signore, chiama ancora al tuo servizio, perché i tempi sono brevi. Noi vediamo, Signore, che le messe è grande, ma gli operai sono pochi. Abbiamo bisogno di operai nel tuo campo, Signore. Operai che, Signore, sono pronti a rinunciare loro stessi per servire te, perché tu ci hai detto, se qualcuno vuole seguirmi deve rinunciare a se stesso. E quindi noi desideriamo, Signore, rinunciare a noi stessi perché vogliamo dirti, Signore, noi amiamo te e siamo certi che tu ami ognuno di noi e tu, Signore, non ci farai mancare nulla anche in questo anno. Ti benediciamo e ti ringraziamo per tutto quello che tu farai e ci darai nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Il Signore ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.